San Silvestro e Capodanno i presidi per il movimento 9 dicembre con musica, cibo tradizionale, lenticchie e cotechino compresi e bacio sotto il vischio. Domenica sera nel Veronese i manifestanti si sono dati una struttura e un'organizzazione in attesa di un incontro che si svolgerà a livello nazionale. Fresco di nomina da parte dei 10 soci fondatori ne spiega le ragioni il presidente Lucio Chiavegato. Volete diventare un partito? No, assolutamente no, si tratterà di un'assemblea organizzativa. Noi siamo un coordinamento, un movimento, tale rimaniamo perché non abbiamo nessuna intenzione di andare a prendere le poltrone che sono in questo momento gestite da persone che ci hanno portato in questa situazione. Il 9 dicembre non è più il problema dell'artigiano o dell'agricoltore o della Patrizia Badì che non trova lavoro. Il 9 dicembre è diventato un'entità dell'umanità. Ciò assolutamente non sarà mai nessun partito. E sono la voce del popolo, precisano i rappresentanti del movimento, i 13 punti messi nero su bianco dai soci fondatori grazie ai suggerimenti delle persone lasciate il presidio di Soave o scritti via internet. Il primo punto è quello della dimissione di questa classe politica qua. Quindi un ricambio totale di questa classe politica, soprattutto dei politici che hanno già avuto 2 mandati, è ora che vadano a casa, che si trovino un lavoro onesto. Tra i punti la revoca dei provvedimenti di pignoramento ed esproprio dei beni indispensabili alla vita, la chiusura di Equitalia, il ritorno alla sovranità monetaria, tutte azioni applicabili immediatamente. Intanto prosegue la pianificazione di blitz che davanti a luoghi istituzionali come regioni o prefetture sarà programmata su base nazionale, lasciando ai singoli presidi azioni nei confronti di politici e parlamentari. Nel mirino a Padova il ministro Zanonato, a Verona Alberto Giorgetti, a Treviso il governatore Zaia. Sicuramente è nel nostro mirino, anche se per il momento da 20 giorni non lo vedono più circolare, ci dicono che è scomparso, chissà che strade fa oppure ha un tunnel sotterraneo personale. Non sarà un anno facile il 2014, precisano i manifestanti, che rivolgono un invito a tutti, in particolare agli imprenditori. Non state lì a continuare a pensare di riuscire a cavarvela da soli, perché se non saremo uniti in questo non ce la faremo mai. Ci vuole unità di intento e ci vuole una forte coesione per andare contro questa politica che ci ha portato allo sbando.